Un incontro convocato per giovedì 19 dicembre a Genova tra l'azienda, la regione, Confidi e uno dei principali istituti bancari del territorio. È il sindaco di Casarza Ligure a portare la novità ai lavoratori della IML di Bargonasco, in presidio per protestare contro il mancato pagamento da parte dell'azienda di 3 mensilità. L'obiettivo è quello di cercare di trovare della liquidità per l'azienda, per la famiglia che gestisce questa azienda da tanti anni, famiglia che da quanto so comunque ha ancora intenzione di investire sul territorio. Intanto anche il comune di Casarza vuole dare un segnale di sostegno a questa realtà, in che modo? Ma intanto, come abbiamo sempre fatto, abbiamo accolto la richiesta dei lavoratori di dare voce alle loro istanze, quindi faremo un consiglio straordinario ad hoc, penso proprio questo mercoledì, prossimo mercoledì, nel quale parleremo esclusivamente di questa problematica, di questa crisi aziendale. Ricordiamo che noi ce ne siamo già occupati da tempo, sia per quanto riguarda la problematica della frana di qualche anno fa ormai, e anche poi proprio della crisi stessa. Sicuramente occorrerà vedere gli esiti dell'incontro del 19 a Genova, ma intanto la notizia è stata accolta positivamente dai lavoratori. È un'ottima notizia perché finalmente si muove qualcosa. I problemi di questa azienda sono sostanzialmente finanziari e quindi riuscire a reperire dei fondi per poter pagare soprattutto gli stipendi ma anche i fornitori è una notizia ottima. Vediamo gli sviluppi ovviamente, però che finalmente politica e banche e istituzioni si muovano per sostenere questi lavoratori, che sono solamente da elogiare per il comportamento che hanno tenuto finora, 4 mesi quasi senza stipendio, quindi hanno lavorato gratis 4 mesi per dare una mano all'azienda, però meritano assolutamente delle risposte. Noi non avevamo altra possibilità che iniziare un percorso di agitazioni che parte da adesso ma sarà sicuramente nel lungo periodo, se non si chiarirà qual è la situazione. I lavoratori non possono più aspettare, ormai c'è uno stress troppo elevato e mancano proprio i denari per portare il pane in tavola, e quindi noi di sicuro faremo tutto il possibile per salvare l'azienda, mantenerla sul territorio, perché 60 posti di lavoro non li possiamo assolutamente perdere. Inoltre IML è un marchio internazionale riconosciuto nel mondo da tutte le imprese petrolifere.